mi dicono che chi assaggia il vostro panettone lo definisce il panettone più buono che abbia mai mangiato e non sono chiacchiere. Quindi, sei gentilissima. ragazzi, noi qui parliamo di decorazioni, nel momento in cui abbiamo il nostro panettone a tavola, giusto, come meglio possiamo farcirlo, decorarlo. Quanto studio c'è dietro questa cosa? Mario, vuoi In rispondere base a tu? come vogliamo appunto decorare il nostro dolce possiamo scegliere se utilizzare del cioccolato piuttosto che delle paste di zucchero, cioccolato plastico. Poi in base anche alla grandezza e come facciamo all'interno scegliamo anche il decoro esterno del panettone, ecco. E allora vogliamo vedere che cosa ci avete portato, però prima di questo io ho da aprire ancora un'altra finestrella del nostro calendario dell'avvento. Apriamola. Questo Natale vorrei fare gli auguri a una persona molto speciale, gli auguri di buon compleanno alla mia mamma che è lì dietro di te. Permettimi di dirle che la amo tanto e che tutto questo è per lei. Ciao, buon Natale e auguri mamma! E lei è mamma Ornella. Ornella, buon compleanno! Raggiungici qui, Ornella, in pedana! Perché i nostri maestri Fiasconaro vogliono farti un regalo. Vieni pure, Ornella. Dov'è Ornella? Eccola qua, era dall'altra parte. Vogliamo cantare tutti insieme per Ornella? Tanti auguri! Venga, Tanti signora, facciamo- auguri! Tanti auguri! Ornella, tanti auguri a te. Buon compleanno, buon compleanno. Adesso è partita, regia! E ringraziamo anche le tue amiche dell'Istituto di Moda Metodo Burgo che sono qui in studio e che insomma, ci hanno aiutate a organizzare questa meravigliosa sorpresa. Ornella, senza parole. No, aspetta, scusate, io la devo abbracciare, poverina. Si è emozionata, è rimasta così in un angolo. Hai capito che ti hanno fatto la sorpresa? Sì. Tua figlia? Sì. Non te l'aspettavi proprio? No, Dov'è tua figlia? a Genova. A Genova. E allora noi la salutiamo. Vuoi ringraziare tua figlia? Guarda, quella è la camera, se vuoi puoi dirle qualcosa. Grazie, grazie tante. Beh, devo dire che dalle lacrime di mamma puoi ben intuire che la sorpresa è più che riuscita. Allora, grazie mille Ornella, puoi rimanere pure con noi, insomma, a goderti insomma, l'ultima parte della nostra puntata di oggi di Natale. Adesso è arrivato il momento di scoprire che cosa c'è sotto la vostra cloche. Al mio 3, 1, 2 e 3! Allora ragazzi, questo è insomma, un panettone molto farcito, o sbaglio? Mario, diciamo, ha fatto un'elaborazione, al posto di mangiare come spesso facciamo la classica fetta, l'alternativa, essendo noi dei pasticceri in Sicilia, anche se giochiamo con le paste acide che sono nordiche, ha voluto fare un omaggio a un po' un classico della nostra terra, quindi dolci con la ricotta. Ah, che buono! Normalmente la cassata e il cannolo, ma in questo caso Mario ha voluto farcire il panettone con uno strato di ricotta e sempre con la ricotta stessa con una aggiunta di una ganache di cioccolato. Mi state facendo venire l'acquolina in bocca, ragazzi. E poi giocherà anche con della Malvasia delle Lipari, che è un vino dell'arcipelago delle Isole Eolie, e quindi c'è il profumo proprio di tutta la terra di Sicilia. Allora ragazzi, vediamo intanto quali sono gli ingredienti necessari per preparare questa farcitura. Abbiamo bisogno di un panettone da 1 chilo, 750 grammi di ricotta fresca di pecora, 265 grammi di zucchero semolato, 100 ml di latte fresco intero, 100 grammi di cioccolato fondente al 70%, 300 grammi di cioccolato bianco, 250 ml di malvasia delle Lipari. Da che cosa iniziamo, ragazzi? Iniziamo dalla crema di ricotta, in questo caso è qui. Il procedimento per la crema di ricotta è abbastanza semplice. Sì. Mettiamo a scolare la ricotta il giorno prima, amalgamiamo la percentuale di zucchero semolato, copriamo e lasciamo in frigorifero in modo tale che lo zucchero si sciolga bene nella ricotta. Quindi
una volta che lo zucchero si è sciolto va setacciato, in modo da eliminare i piccoli granuli che sono appunto della ricotta stessa. In questo caso abbiamo ottenuto 2 ciotole, una la lasciamo neutra, quindi bianca, un'altra invece andiamo a preparare la ganache di cioccolato con del latte che abbiamo portato a bollore. Che scioglierà per bene il cioccolato. Esatto. Come si fa a setacciare lo zucchero una volta sciolto? Questo mi stavo domandando. Ma setacciamo tutta la ricotta appunto con un setaccio a maglia larga, mettiamo il setaccio sopra una ciotola, versiamo la ricotta e pian pianino con un piccolo raschietto da pasticceria facciamo scendere la ricotta che viene appunto setacciata, ecco. Perfetto. Allora adesso abbiamo invece sciolto il cioccolato e mentre tu continui a girare io volevo dirvi una cosa. Perché per voi, siccome oggi è la puntata di Natale, la puntata delle sorprese, anche per voi c'è una sorpresa, perché sono arrivati degli auguri di Natale molto speciali. Guardate. Ciao Nicola! Ciao Mario! Quando il gatto non c'è, i topi ballano! Voi siete andati a letto fatto e qui si festeggia! Scherzi a parte, volevamo fare tanti auguri a Bianca e al pubblico di letto fatto. Un bacio grande e più Dei gladiatori questi sono. Ma grazie ragazzi, buon Natale anche a voi. Devo dire che avete messo su una bellissima squadra. È solo una piccola parte. di pasticceri Fiasconaro. Siamo in tantissimi in Sicilia che nelle nostre officine giochiamo a fare tante produzioni che il mondo riconosce questo primato di 2000 anni di storia. La Sicilia si contraddice, ma sull'alimentazione c'è un primato nobile e quindi c'è un giacimento incredibile di bontà che noi pasticceri abbiamo. E che anche noi conosciamo, noi che esportiamo. fruitori. Allora, Abbiamo ottenuto la nostra ganache di latte e cioccolato fondente al 70%. 70% perché essendo un cioccolato un po' più amaro va ad spezzare un po' la dolcezza del panettone e della crema di ricotta stessa. io presumo che voi sappiate che in Italia si vendono circa 54 milioni di panettoni e insomma tra pandori e panettoni all'anno se ne vendono 54 milioni. Voi quanti ne producete? Ma guarda, è incredibile. Io ho iniziato da siciliano, ti prendevano per matto. Fai le cassate, fai i cannoni, Certo. che c'entra a fare il panettone? E oggi Fiasconaro sta superando il 1.000.000 di chili di panettone. Il 1.000.000 di chili! Panettone venduti fino al 24 di dicembre. Siamo Complimenti. è un momento magico, bello, e la dimostrazione anche che si può fare sistema in Sicilia. Certo, assolutamente Sistema anche sì. imprenditoriale, di bellezza, di cultura. Intanto vediamo che cosa sta facendo. Abbiamo ottenuto la crema al cioccolato e la facciamo riposare appunto in frigorifero in modo che rapprenda leggermente perché in questo momento è ancora morbidina. Noi La comunque- crema al cioccolato è stata ottenuta chiaramente unendo sia la ricotta dolce che il cioccolato sciolto che abbiamo visto prima con il latte al 70%. A questo punto abbiamo entrambe le creme pronte all'utilizzo. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro panettone, in questo caso da chilo tradizionale, e lo tagliamo orizzontalmente in 3 parti in modo da ottenere 3 strati. Prima parlavamo della malvasia, giusto? Che è un Malvasia, siamo a Lipari proprio. a Lipari. Che cosa facciamo con Salina è l'unica dell'arcipelago. Salina è l'isola vegetale dove ci sono i capperi, dove c'è il mitico Malvasia delle Lipari, ed è un vino che un po' giocando Mario adesso a inebriarlo nel panettone gli dà una verba, una cattiveria di gusto che è notevole. Io infatti sto aspettando, lo sai quale? Il momento in cui lo assaggeremo insieme a tutti quanti. certo. Poi lo offriremo anche al nostro pubblico. Certo. Ammesso che riesca ad arrivare fin laggiù. Allora, cosa Allora. facciamo? Prendiamo il primo strato, lo posizioniamo su una griglia perché non appena termineremo la farcitura andremo a sglassarlo con del cioccolato bianco. È la fase mia preferita, lo sai? Quella della Immagino. grassatura. Fai sentire Immagino. il profumo Sentiamo. a Bianca di questo meraviglioso nettare di Sicilia. Una Somiglia un po' leggera... al passito, eh? Certo. Somiglia un È po' al molto simile. Allora, io volevo ricordarvi intanto a proposito del cioccolato che domani è il 22 dicembre, ed è l'ultimo giorno che voi potrete recarvi nelle piazze italiane e acquistare un cuore di cioccolata Teleton per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Sul sito di Teleton troverete l'elenco di tutte le piazze dove potete trovare i volontari che saranno felici
di raccontarvi bene l'iniziativa. Ma torniamo al nostro cioccolato, perché vedo che stai, ecco, questa serpentina di cioccolato, perché farla proprio in questo modo? Per In farla... questo modo è abbastanza omogenea Certo. la crema che andiamo, lo strato di crema che andiamo a mettere. È eleganza la pasticceria, è designer, no? Che È sofferenza. bellezza. Prendiamo l'altro strato, ripetiamo l'operazione, quindi una Spennellata ma di leggerissima malvasia. perché è abbastanza umido il Naturalmente noi panettone. lo stiamo facendo in questo modo, ma ci sono culture diverse. Lo zabaione al Certo. nord, il zabaione è il trionfo, granite, mousse, si può farcire in tanti modi. Noi diamo soltanto la possibilità a casa di giocarci poi la massaia, il A me piace cultore. molto la crema di pistacchio. Ma penso che in Sicilia è un po' l'emblema della bellezza. Il pistacchio è una produzione molto limitata. Il più pregiato è quello di Bronte, ovviamente, che è una certo. DOP. Poi ci sono anche delle piccole produzioni all'interno del Nisseno, Caltanissetta, quindi Raffadali. Ci sono ancora delle aree geografiche dove la frutta secca, soprattutto il pistacchio, è un trionfo, quel colore verde che ha No, ha un sapore e fantastico, quel col gusto panettone si sposa soprattutto benissimo. ti dà un gusto che è meraviglioso. Io lo faccio anche con il gelato. Lo Assolutamente farcisco sì. anche con il gelato qualche volta a Natale. Ok. Allora abbiamo fatto l'ultima terzo spennellata strato. di malvasia e poi ricopriamo ancora una volta il secondo strato, però Volendo questa volta di possiamo ricotta. aggiungere delle goccine di cioccolato e la frutta caramellata Certo. all'interno, possiamo giocarci un po' Mi verrà la glassa. come preferiamo. Adesso arriva il momento, andiamo il nostro... Mario, io direi, so Sì. che la Bianca insomma si cimenta, vuole giocare in cucina. Facciamo fare a lei. Grazie! Io penso che A lei l'onore. lascia stare a lei Una giocare leggera- come vuole. Leggera? Sì, partiamo dal centro e poi andiamo anche ai lati, in modo che viene un effetto molto Perfetto. naif. Aspetta, aspetta. Ora, Scuotendo leggermente, sì. sempre al centro, Va perfetto. benissimo così, eccoci. Wow! Ragazzi, con questo panettone ci state facendo sognare oggi ed è per questo che io dal profondo del cuore vi ringrazio, cari Nicola e Mario, Bianca, è stato un per grande essere stati piacere con noi. condividere con gli italiani questo momento di gioia. Viva il panettone e un sereno Natale per tutti. Noi auguriamo, insomma, con questo panettone che il vostro sia un Natale dolce, dolcissimo in tutti i sensi. Perciò auguri e grazie ragazzi!